Ecco, questo è il punto dove è stato scardinato il forziere austro-ungarico. Il tesoro del Fadalto era diventato una leggenda, un forziere austro-ungarico carico d'oro di cui si è sempre narrato nel vittoriese, come anche del fatto che colui che lo ritrovò, Antonio Balbinot, detto Tona Tonei, acquistò alcuni terreni per costruire una nuova borgata, Brigola, il classico coltellino che ogni boscaiolo tiene in tasca. In molti hanno tentato di svelare il mistero e di ritrovare soprattutto il forziere. Ci è riuscito Giovanni Carraro, scrittore ed esploratore. Secondo la leggenda era stato soltanto scardinato qui, si trovava in un'altra località, era stato trovato a piedi Fadalto o Bas Fadalt come dicono qui i paesani. E qui il nostro personaggio, Tona Tonei, si è recato a scardinarlo perché era fuori dallo sguardo dell'esercito austro-ungarico che era solito passare nell'antica strada regia. A raccontare a Carraro dell'esistenza di questo forziere è stato Orlando Beltramin, nipote di Tona Tonei. Io l'ho detto che il forziere, il lavo l'ha trovato a Basso Fadalto e poi l'ha nascosto nel letame perché aveva paura che gli austriaci ritornassero indietro. Le circostanze hanno poi voluto che il forziere arrivasse proprio nelle mani di un collaboratore di Carraro ed ecco chiuso il cerchio. Lo abbiamo reperito nella casa che mia madre aveva acquistato a suo tempo e nel momento della ristrutturazione in soffitta è stato rinvenuto questo forziere pieno di documenti vecchi che sono stati cestinati. In un secondo tempo, visto che era un reperto molto vecchio, mio cognato lo ha ripulito per bene e lo ha portato qui a Oderzo. Io ho una grande passione della montagna e questo mi ha portato negli anni a fare delle ricerche escursionistiche in tutto l'arco prealpino, quello che va da Valdobbiadene fino qui a Sella di Fadalto. E in particolar modo, dopo aver fatto un paio di libri che sono le raccolte, diciamo, delle mie esperienze, mi sto dedicando al re delle Prealpi, che è il Visentin, questo massiccio di 1763 metri che ci sovrasta qui. E quando scendevo da questo Visentin, attraverso sentieri importanti come il Troy de Medo oppure il sentiero del Verdil o il 950 che è un po' più avanti qui, arrivavo in queste borgate e mi chiedevo, ma qual è l'origine? Se Caloniche di sotto e Caloniche di sopra hanno delle fonti certe, Borgo Brigola non ha mai avuto nessuna traccia documentale. Per cui sono andato alla ricerca, ho conosciuto questo anziano signore, Orlando Beltramin, che mi ha raccontato un sacco di cose. Fino al 1860 le mappe della zona non riportavano nulla della borgata Brigola. Solo successivamente, grazie all'oro austro-ungarico, i Balbinot acquistarono i terreni dalle nobili famiglie vittoriesi Marson e De Mori e cominciarono ad edificare in una zona molto particolare dal punto di vista geologico. Qui anticamente passava un ghiacciaio, era una diramazione del grande ghiacciaio che scendeva dal Cadore e invadeva la Val Belluna. Questo ghiacciaio ha creato con la sua spinta delle morene, delle colline, e qui ci troviamo proprio in cima a una di queste collinette. Ha la particolarità di avere un terreno particolarmente fertile, per cui questi borghi sono stati insediati in un'area decisamente ricca. Nacquero così Caloneghe Alto e Basso, Nove, Brigola, tutte borgate oggi dimenticate, ma dove un tempo vivevano centinaia di famiglie. Era bello una volta perché si viveva con la roba che si trovava qua e avanti. Lei da bambino scendeva giù, andava a scuola? Qua avevamo le mucche, alla mattina si caricava lo zaino con latte, un litro di latte, si andava giù per il sentiero fino a Fadalto e poi si dava alle tue famiglie, passavano tutte le case, si dava un litro, mezzo litro a chi serviva. Poi si lasciava sullo zaino e si andava dentro a scuola. E il ritorno con i vuoti delle bottiglie si portava di nuovo a casa, si veniva giù per il sentiero della Sengia. Vita dura? È dura, sì. Altro che adesso. Sono
Sono borghi che in un'epoca avevano una grande, diciamo, presenza di abitanti e nell'arco dei tempi la popolazione è sempre diminuita, così come in tutti i borghi circostanti. Ora però c'è un grande ritorno, soprattutto di parenti di coloro che abitavano qui da sempre, che hanno ripristinato e hanno recuperato le case e adesso è diventato dei borghi bellissimi da visitare e soprattutto da soggiornare. A Vittoriese abbiamo più di 50 borghi storici e la difficoltà dell'amministrazione è reperire i fondi per fare anche un minimo di manutenzione alle strade e a tutte le aree pubbliche. Stiamo facendo un progetto di piste ciclabili che, collegando da Monaco a Venezia, passerà attraverso la Valle Appisina e tutte le aree indicate per l'ospitalità. Forse il ritrovamento di un altro tesoro nascosto risolverebbe ogni problema, ma ormai il mistero del Fadalto è stato risolto e il forziere è vuoto.